Allora cerco di essere il più breve possibile perché alle 13 abbiamo il pranzo al ristorante. Capitan Albertis, tutti voi o quasi tutti voi sanno chi è, quindi non è che devo parlare di Capitan Albertis, dico solo pochissime parole. Era soprattutto un navigatore e ha circumnavigato il mondo con col suo veliero, ma era anche uno scienziato, era una persona comunque dotta che amava conoscere la storia in generale. In particolare per quanto ci riguarda era anche un importante gnomonista. Voi sapete bene che ha donato in numerose città italiane oltre 100 orologi solari. Questa presentazione riguarda le nostre meridiane, cioè quella della nostra regione del Friuli Venezia Giulia. Lui era nato e ha operato soprattutto a cavallo da fine 800 all'inizio del Novecento, in particolar modo fino al termine diciamo della prima guerra mondiale, ed è morto nel 1932. 5 furono le meridiane che donò a 5 città della nostra regione. La prima è del 1916 a Grado, poi ve la descriverò brevemente, la seconda nel 1917 ad Aquileia, la terza a Trieste nel 1918, quindi giusto al termine della prima guerra, e poi nel 1920 ne donò 2 a questa città di Gorizia, una alla caserma della Vittoria e l'altra al cimitero degli eroi. Grado è un'isola che ha una sua importante storia. Dopo l'occupazione di Aquileia del 451 da parte di Attila, una parte importante della popolazione di quella città si rifugiò sull'isola di Grado, e quindi a Grado poi nacque anche il patriarcato che rimase per ben 800 anni, e da Grado poi si trasferì a Venezia. Poi c'è anche una dedica specifica. E io mi sono imbattuto con un collezionista di cartoline d'epoca su una cartolina, penso che sia stata l'unica, questa cartolina che riproduceva l'immagine della meridiana che donò nel 1916 alla città di Grado davanti alla capitaneria di porto, Capitan Enrico d'Albertis. E qui voi vedete anche il motto, sono tutti legati naturalmente al periodo della guerra, tra pace d'onda e bellico fragore, Nova Aquileia di Venezia madre, Grado redenta qui ti dona l'ora. Quindi Nova Aquileia, stiamo parlando di Grado che poi è madre di Venezia. Questa è la storia che magari tantissime persone non lo sanno, ma questo mi ha permesso, conoscendo questa meridiana, di portare poi anche il dovuto restauro. C'è da dire che sul libro Un girovago pintor di meridiane troviamo un dettaglio che è questo, era raffigurato qui, proprio riferito alla bozza della meridiana che Capitan Albertis aveva fatto per Grado. Quindi per decenni la meridiana fu poi anche distrutta quando c'è stato il periodo di Caporetto, e quindi quando ritornarono, perché Grado era sotto l'impero d'Austria, quando ritornarono gli austriaci per un anno, distrussero alcune di queste meridiane, e dopo la guerra fu ripresa, ma non nella sua maniera originale, e poi fino a una quindicina di anni fa
rimase sempre in queste condizioni, quindi la meridiana non esisteva una scritta leggermente elaborata e alcune anche la figura era stata modificata rispetto all'originale. Ecco, quindi per merito di questa cartolina si è potuto convincere l'amministrazione comunale a rianimare questa meridiana con l'amico Giovanni Meroi, non so se è qui in sala perché si era iscritto, quindi alzi la mano se è arrivato all'ultimo momento, no, quindi non ha potuto venire, insomma, no? Abbiamo potuto rianimare questa meridiana. Tenete presente che quasi tutte le meridiane di Capitan Albertis hanno un ognomone con la parte finale a forma di foglia e col foro gnomonico centrale. E qui lo vediamo più nel particolare e oggi è in bella vista a grado. Eccolo qua, Capitan Albertis sull'impalcatura mentre fa le verifiche e i controlli appunto della meridiana. Tenete presente che Capitan Albertis fece tutte le meridiane su marmo, quindi non furono mai dipinte, le produceva nel suo laboratorio a Genova e poi le trasportava nelle varie città di destinazione. La seconda meridiana adiacente, di fronte proprio al Museo Archeologico di Aquileia. Questa è una foto di fine Ottocento e voi vedete qua il Museo Archeologico attuale, qui ci sono molte case, oggi la basilica è proprio qui, la foto è stata scattata dal campanile di Poppone e la meridiana è sul lato versante sud di questo fabbricato che oggi è la sede di una banca locale. Quindi da lì, ecco qua, anche questa meridiana, se voi andate a vederla, sembra realizzata su marmo. In realtà anche questa fu distrutta, ecco la foto originale della meridiana, e si poté ricostruire anche questa per merito di questa fotografia che è presente a Genova nel museo del Castelletto di Capitan d'Albertis. Guardate qua in fondo, iniziata che poi è su questa parte della meridiana, il 24 ottobre del 1917, ma il 24 ottobre del 1917 abbiamo la disfatta di Caporetto. Quindi si è dovuto interrompere il montaggio il 28 della meridiana, in quanto gli austriaci avanzavano e stavano dilagando sulla pianura friulana, e poi fu ripresa ed ultimata 2 anni dopo, nel giugno del 2019. Ecco la meridiana con alcune immagini suggestive. Voi vedete che abbiamo le varie venature, ma erano rimaste le 4 borchie e l'ognomone. Tutto il resto praticamente non c'era più, quindi si è potuto ridipingere, e sull'intonaco che era stato fatto alcuni decenni dopo la meridiana nelle sue forme di dipinto originale. Quindi non più su marmo? No, non più su marmo, e neanche quella di grado non più su marmo. Questo è un intonaco, ma se tutti vedono la meridiana dicono è marmo, quindi un vero complimenti a Giovanni Meroi, che è stato molto bravo a rianimare questa meridiana che ha più di 100 anni, no? E andiamo quindi, non mi soffermo sui dati diciamo dell'orologio solare perché sono tutti molto simili fra di loro. Passiamo a Trieste, siamo al termine della prima guerra mondiale nel 1918 e con una corrispondenza molto fitta con il comune di Trieste da allora venne stabilito di montare questa meridiana alle spalle in pratica di questa fotografia, dove c'è
un edificio e ha un edificio che nel passato aveva una funzione pubblica. E questa ha una sua piccola storia, perché questa meridiana venne, come tutte le altre realizzate nel laboratorio di Genova, venne trasportata a Trieste, ma durante la movimentazione di questo marmo cadde e si ruppe in tutte queste sue parti. Quindi la meridiana bisognava rifarla, non era possibile restaurarla, e ne fece, quindi la riportò a Genova, attualmente è a Genova in queste condizioni, e ne fece un'altra e qui lo vediamo naturalmente davanti a questa bellissima meridiana, apportando alcune modifiche sulla seconda meridiana che ha fatto. Qui vediamo Paolo Alberi, perché una dozzina di anni fa circa, non più o meno, in memoria appunto di suo fratello, e quindi tramite la fondazione Giorgio Alberi si è potuto restaurare questa meridiana, quindi un grazie a Paolo che ha messo in luce le ottime caratteristiche anche di questa meridiana, e lo vediamo qui, diciamo, un po' nella posizione simile a Capitan Albertis anche di molti anni prima. Cosa aveva questa meridiana per poterla restaurare? Nel passato veniva usato il piombo fuso per riempire le parti fresate del marmo. Il marmo poi veniva forato, vedete in questo caso una L a 4 forellini, e il piombo fuso entrava nei forellini e poi andava fino a riempire la fresatura fatta sul marmo. Ma voi sapete bene che il piombo sotto il sole ha le sue dilatazioni termiche, e col passare del tempo sono venute a mancare moltissime lettere di questa meridiana, e il compito del restauratore è stata quella di rimettere il piombo nella sua giusta posizione, perché duri, speriamo, ancora tantissimi anni. Oggi il piombo non viene più utilizzato, io ne ho fatto diverse meridiane su marmo, e al posto del piombo ci vuole sì la fresatura, ci vogliono i forellini, ma si usano le resine colorate. Le resine colorate non hanno la dilatazione del piombo, e comunque 100 anni come minimo dovrebbero durare. Insomma, attualmente una delle prime che ho fatto sono passati 25-28 anni ed è ancora intatta, ed è sulla chiesa di Ioannis, la frazione di Aiello. Ed ecco qua la meridiana terminata. Ad esempio la scritta Vittorio Emanuele III Re qua era sotto sulla prima meridiana, e adesso questa scritta, quando l'ha rifatta Capitan d'Albertis, l'ha riportata nella parte superiore. Ecco qua adesso com'era e come si presenta oggi. Passiamo alla quarta meridiana. La quarta e la quinta meridiana qui di Gorizia purtroppo non ci sono più, sono andate scomparse per varie ragioni. Qui siamo in piazza della Vittoria, forse le signore che vedo laggiù in fondo sono state a visitare la chiesa di Sant'Ignazio, e fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, sulla sinistra qui avevamo la caserma della Vittoria. Questa è una foto diciamo di fine 800, e qui c'è un portico, sopra qui c'è due finte finestre, ma la meridiana non era ancora stata
applicata. Ecco qui la caserma, e questa volta su una immagine successiva di cartolina noi vediamo la Meridiana posizionata proprio in questa posizione. E poi visto che sono le 13. benissimo, pochi minuti vedo di concludere. Quando il duce decise di venire a Gorizia a portare uno dei suoi importanti discorsi, l'amministrazione decise di demolire tutta la caserma per ampliare lo spazio alla numerosa popolazione che doveva assistere. Ecco qua che vedete la Meridiana in questa posizione, qui nel dettaglio. Eccola, ripresa sempre in questo caso dal libro di Capitan d'Albertis. Non vi leggo solo eventualmente il nome. Comandi? Non è il bollettino della vittoria. Comandi? È il bollettino della vittoria. Sì, il bollettino della vittoria, poi vedete anche qua il testo, non mi soffermo adesso a leggervelo per i tempi che abbiamo sforato. E questa, io penso che quando l'impresa ha demolito il fabbricato abbia usato questo pezzo di marmo per non si sa per quale motivo, ma comunque è andata scomparsa e sono state fatte delle ricerche, ma non è mai stato ritrovato nulla a riguardo, no? Ed ecco qui l'edificio nuovo che è stato realizzato, un edificio, se non sbaglio, dell'INPS, e oggi come lo vedete, insomma, no? nella piazza. Andiamo all'ultima e alla conclusione, quindi alla quinta meridiana, cimitero degli eroi a Gorizia. Siamo quindi al termine della guerra, come sull'altra, 1921. Io ho cercato su diverse cartoline del cimitero se era possibile individuare su qualche fabbricato del cimitero la meridiana. Pensavo fosse qua o in quel fabbricato là, ma finora non ho capito dove appunto era stata collocata la meridiana. Non credo qui, perché qui abbiamo un'infinità anche di finestre. Sta di fatto che dopo la costruzione del sacrario di Re di Puglia, a Re di Puglia 100.000 salme sono state portate nel sacrario. Il cimitero degli eroi, che si trovava praticamente qui alla prima periferia della città, è stato completamente smantellato. E qui, come ultima immagine, vediamo Capitan d'Albertis con la sua meridiana del cimitero degli eroi, anche questa andata perduta, no? Grazie per l'attenzione. Allora adesso